Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Libertà, bentornati alla trasmissione dell'Umanitaria Padana. Come sapete siamo in un periodo veramente duro sul piano dei conflitti, perché i conflitti attualmente in corso sono potenzialmente a rischio allargamento e quindi oltre a colpire tante popolazioni, penso non solo nei paesi, diciamo, non solo i paesi già ingaggiati come Israele, Stati Uniti e Iran, ma anche il Libano, per esempio, è colpito. È morto recentemente sono morte tante persone, ma in questi giorni ci sono arrivate appunto la testimonianza di questo parroco che si è praticamente immolato per cercare di salvare i suoi parrocchiani, morendo insieme a loro. E, e quindi c'è una situazione che richiede impegno da parte anche di Umanitaria Padana, che come sapete è sempre in prima linea in tutti i teatri di conflitto. Qual è il problema? Il problema è che mentre noi dovremmo essere impegnati pieno sugli aiuti ai popoli colpiti da conflitti, noi al momento siamo impegnati a tempo pieno, anche se poi comunque siamo in contatto con le istituzioni per cercare di mandare aiuti proprio sul terreno, come abbiamo sempre fatto, quindi facciamo i salti mortali, quindi troviamo anche quella cosa straordinaria in più per cercare appunto di aiutare i popoli, i civili colpiti, quelli senza colpa, che pagano le scelte dei grandi, quindi anche attraverso i nostri missionari, eccetera, le chiese locali. Noi però siamo impegnati soprattutto nella burocrazia. Burocrazia perché c'è stata una riforma del terzo settore ai tempi dei governi di centrosinistra, Gentiloni e Enci. È una riforma che peraltro non faceva altro che prendere esattamente i diktat europei che, per farmi capire, fanno all'associazionismo quello che prima è stato fatto al mondo della piccola impresa, dell'artigianato, dell'iniziativa privata in generale. Cioè, l'Unione Europea assomiglia sempre di più a un'Unione Sovietica europea, dove il dirigismo e lo statalismo a livello di superstato europeo o di stati nazionali comunque è incentivato su modelli tedeschi, quindi su modelli di grandi e comunque nord europei, ma in generale su modelli che non sono quello italiano, dove esisteva veramente il principio di sussidiarietà applicato. Il principio di sussidiarietà, ricordiamo, che prevede che non venga fatto a un livello più alto quello che deve essere fatto a livello più basso. È un principio che è anche nei trattati dell'Unione Europea, ma totalmente smentito, perché non c'è più questo modello. In tutto e per tutto ormai i piccoli sono portati a morire di burocrazia. Questo vale anche per l'associazionismo. Cioè vorrebbero tutti dei grandi carrozzoni super burocratici, delle organizzazioni come la nostra, fondate sul puro volontariato, eccetera. Poi per campare cosa fai? Devi continuamente appoggiarti in terzi, che sono fatti
dagli stessi, diciamo, sostanzialmente, che hanno voluto queste riforme, e quindi si passa la vita a cercare di, adesso c'è entro fine mese obbligatoria la trasmigrazione al RUNTS, perché l'Europa si è pronunciata, e quindi le ONLUS, che erano una grande realtà, particolarmente tra l'altro diffusa in Lombardia, di microvolontariato, vengono soppresse. Noi siamo stati la prima ONLUS in Veneto, perché quando siamo nati eravamo nati a Venezia, siamo stati una delle prime ONLUS italiane, e adesso non saremo più ONLUS, e anche se fino a quest'anno siamo stati iscritti nel registro permanente, e quindi adesso dovremo avere tutta una struttura molto più pesante, e ci stiamo organizzando per non farci uccidere dalla burocrazia. Quindi, se da un lato abbiamo il cuore con le popolazioni colpite dai conflitti, e una parte residuale in questo momento, necessariamente residuale, poi speriamo che da aprile sia diverso, impegnata per gli aiuti alle popolazioni colpite da conflitti, adesso noi siamo impegnati a sopravvivere alla burocrazia, che vorrebbe che le uniche associazioni che sopravvivano sono certi carrozzoni che vivono, che non si sa bene cosa facciano, ma che se non, diciamo, aiutare se stessi, sostanzialmente, la propria sopravvivenza, che serve normalmente in quel caso non aiutare dei bisognosi, ma aiutare le stesse persone che svolgono quell'attività. E lo stesso valga, sì, per tutte queste, perché poi tutte queste cose servono, tutte queste leggi dirigiste. Tanto che è un po' sono i popoli che vogliono il dirigismo, che non vogliono più la libertà. Basta pensare a un paese come l'Italia, dove attualmente la maggioranza degli elettori vota per forze che comunque provengono da mentalità stataliste e dirigiste. Cioè l'iniziativa privata in questo caso verrà sempre più uccisa, perché non c'è quella mentalità, c'è la mentalità dello Stato paternalista, e tanta gente vota allo Stato paternalista perché in fin dei conti alla gente, come abbiamo visto peraltro negli anni del Covid, non piace più la libertà, forse perché la libertà comporta responsabilità, come diceva Fromm in Fuga dalla libertà. E quindi oggi è veramente difficile per chi ama la libertà, per chi ama fare le cose. Così un artigiano ormai deve passare metà del suo tempo a fare scartoffie, lo stesso un professionista, un commerciante, eccetera, e allora poi ti passa la voglia, se hai anche una vocazione, lo stesso per chi fa del bene, no? Quindi è veramente difficile. Perché dico questo? Perché abbiamo bisogno di aiuto. Cioè noi chiediamo, c'è tanta gente che ci chiede come possiamo aiutare queste popolazioni, e noi tante volte vi abbiamo detto: aiutateci, fateci un bollettino postale, fateci un bonifico, e che sicuramente tutte le vostre donazioni vanno a finire bene proprio alle popolazioni, come poi noi rendicontiamo ogni fine anno di tutte le cose che facciamo. I popoli, ad esempio l'anno scorso abbiamo aiutato anche, e stiamo tuttora aiutando, il popolo armeno, quello Nagorno-Karabakh, che è dovuto fuggire, che ha perso una guerra, c'è stata una pulizia etnica, sono dovuti tutti scappare dal Nagorno-Karabakh in Armenia, e lì ci sono dei progetti per dare la possibilità di ricostruirsi agli armeni, dei cristiani che sono stati abbandonati da tutti. Anche gli stati come l'Italia hanno, per ragioni, diciamo, legati sostanzialmente agli approvvigionamenti energetici del Kazakistan, hanno abbandonato i cristiani armeni al loro destino, stando dalla parte dei persecutori, perché così va il mondo. E quindi niente, così è. Ma noi stiamo vicino ai popoli e continuiamo a farlo. Però il mio appello è non solo sicuramente
con il fatto che ci aiutiate economicamente è molto importante, ma io faccio un appello a quelle persone che fossero all'ascolto e che volessero dare una mano realmente ai popoli a casa loro e anche ai popoli colpiti dalla guerra, perché poi vabbè, c'è un sacco di gente disposta ad andare in piazza per questo, per quel popolo colpito dalla guerra, poi aiutarli concretamente, l'avete visto, no? Fanno azioni cosmetiche come la flottiglia, che era solo robe ideologiche per loro, farsi la vacanza in barca, comunque fare un'operazione di forza, ma poi che aiuti hanno portato? Zero. Chi è che sta aiutando? I francescani di Terrasanta, noi stiamo cercando di aiutare attraverso di loro. Quindi noi aiutiamo veramente, però per aiutare avremmo bisogno, se ci fosse qualcuno all'ascolto, di volontari che ci aiutino nelle attività di supporto. Ad esempio, se ci fossero degli avvocati all'ascolto che magari hanno una volontà di fare anche qualche attività pro bono per aiutarci magari quando dobbiamo fare delle scelte sul piano burocratico, qualche amministrativista, qualcuno che voglia darci una mano gratuitamente quando non sappiamo come dobbiamo operare, che scelta dobbiamo fare in un caso o nell'altro. Qualche no, informatico l'abbiamo, ma qualche ragazzo, giovani, che amante dei social o anche anziano, qualche amante dei social che voglia aiutarci a seguire la nostra pagina Facebook, ormai completamente abbandonata, non mettiamo su più niente perché non abbiamo materialmente il tempo per farlo. Quindi, quindi qualcuno, diciamo, esperto in, in, ehm, in comunicazione mediatica sui social media. Per esempio, penso quanto noi non l'abbiamo mai aperta una pagina TikTok, ma semplicemente non abbiamo tempo neanche per seguire quella Facebook, ma quanto potremmo fare che ci aiuterebbe a far conoscere le cose che facciamo e a tirare su qualche soldino. Io non posso fare più di quello che sto facendo, sinceramente, anche adesso, appena finito questo collegamento, avrò di nuovo un incontro con due commercialisti che in questo caso, grazie a Dio, mi stanno dando una mano per questo e sempre lo stanno facendo, diciamo, volontariamente per darci una mano in queste cose che loro a loro volta stanno seguendo per loro associazioni. Però capite che questa attività di supporto non è che vi stiamo chiedendo di tirare su e venire in guerra, vi stiamo chiedendo magari se avete delle competenze di magari dedicare un'ora alla settimana gratuitamente per far del bene a un'associazione, cioè per aiutare un'associazione in compiti gravosi che di fatto distolgono le energie da quello che dovrebbe essere l'attività principale, quella per cui ho iniziato a fare l'umanitaria padana, non certo per passare la vita a fare burocrazia invece che a fare attività umanitaria. Purtroppo non dipende da noi, dipende dal dirigismo del superstato europeo e anche degli stati europei che si sono adeguati e non hanno alla fine non si sono opposti a questa mentalità, che peraltro, ripeto, è purtroppo oggi come oggi, a giudicare i risultati elettorali, è prevalente anche nel popolo italiano, un popolo che invece era abituato alla sussidiarietà, era abituato all'iniziativa privata, alle microimprese, ma infatti oggi non si trovano più artigiani, le piccole imprese tendono a chiudere, cioè ci sta rendendo un carrozzone dove si vive solo di servizi e di burocrazia, danno lavoro, ma poi alla fine l'economia crolla. E poi se si paga, poi ci si dice ma perché l'Italia è passata a essere la quarta o quinta potenza economica del mondo, pur essendo un paese uscito sconfitto dalla seconda guerra mondiale, quando appunto adottava il principio della sussidiarietà, del piccolo e bello,
della volontà, dell'iniziativa privata, dell'iniziativa anche gratuita, eccetera, sta poco per volta crollando e diventando un paese del terzo mondo. E vi sembra una dizione forte, venite nei paesi del terzo mondo quando non sono colpiti dalle guerre e poi mi dite che è il terzo mondo, perché il resto del mondo si sta sviluppando con una velocità straordinaria. Infatti tanti paesi dove noi inizialmente portavamo aiuto, oggi non è quasi più necessario perché tanti stanno diventando assolutamente autosufficienti. Questo è positivo, è positivo. Quello che non è positivo è quello che il crollo che sta avvenendo da noi, perché poi non è che i processi siano sempre reversibili, Quando distruggi delle reti, che possono essere le filiere nel campo della produzione, o anche le reti nel campo del volontariato, poi alla fine non si fa più niente, cioè alla fine è difficile ricostituire le cose che ci sono voluti anni, quando non secoli. Quindi questo, io ho proprio bisogno di farvi questo appello, che ci siano più volontari che magari nell'area noi abbiamo il magazzino, adesso ce l'abbiamo a Sirtori, quindi in provincia di Lecco, in Brianza, in piena Brianza. Quindi chi fosse tra Como, Lecco, Bergamo e Monza e Brianza, qualcuno che ci possa aiutare con le attività logistiche, ma anche qualcuno che ci possa aiutare con i social media, perché dobbiamo far conoscere la nostra realtà, dobbiamo poter comunicare ai nostri donatori tutto quello che facciamo tantissimo e riusciamo a comunicare una volta all'anno sostanzialmente tutto quel che facciamo. Non è giusto, anche perché abbiamo tantissimo materiale, perché le nostre cose sono vere, non sono progetti di carta, quindi noi abbiamo foto, video, abbiamo un'infinità di cose da far vedere e non stiamo facendo vedere nulla perché non abbiamo il tempo. O si fa o si racconta, a meno che chi fa ci abbia di fianco qualcuno in grado di raccontare. Quindi se ci fosse qualcuno che ci può aiutare in questo, sarebbe un servizio all'interno che costa poco in termini di fatica, competenze se uno le ha già e di tempo, che però vi consente di aiutare i popoli a casa loro, perché alla fine il bene si fa ciascuno come può, ciascuno nell'ambito di ciò che sa fare. E non è meno importante il commercialista che adesso mi dedicherà un'ora per condividere insieme le informazioni che ho io, le informazioni che ha lui nel processo che stiamo facendo ciascuno per la propria associazione, di quello che carica il furgone, di quello che viene in missione, cioè ogni cosa serve poi all'obiettivo che è quello di aiutare dei bambini, non con le parole o con i pianti o gli struggimenti, perché poi oggi gli struggimenti a leggere su Facebook, tutti che si struggono da morire, no, per i bambini, però poi fate qualcosa, giusto? Perché se no non serve a niente, perché il male c'è e non dipende da noi. Magari da noi dipende fare un pochino di bene per mettere in mezzo a tanto male quel po' di bene. E anche se fai del bene, anche se salvi un bambino soltanto, un bambino vale l'universo, certo. Non puoi salvare il mondo, però tante volte chi vuole salvare il mondo è anche un po' un alibi, perché siccome nessuno tranne Gesù Cristo è salvatore del mondo, dicendo siccome non posso salvare il mondo non salvo nessuno, è anche un po' una cosa di comodo, no? Quindi siamo in Quaresima siamo chiamati anche a fare dei gesti di carità concreta, siamo chiamati a fare dei fioretti, delle attività, a pregare per la pace. In questi giorni c'è stato, anche stanotte, è stata l'adorazione alla Madonna del Bosco di Inversago, ad esempio, fino a stasera alle 6 è nato la 24 ore per la pace, quindi sicuramente è importante pregare, sicuramente è importante digiunare, sono cose molto importanti in un momento in cui tutti quanti, perché guardate oggi loro, domani noi, perché
se vanno avanti così, i folli che soprattutto gli europei non si sono resi conto che ormai stiamo per andare verso una terza guerra mondiale in cui ancora sarà il mondo contro l'Europa, perché gli europei, non so, sono folli, ogni tanto perdono il senso della realtà. E quindi andando sempre dietro a una tedesca, anche in questo caso chissà perché il mondo europeo ogni tanto segue il tedesco di turno, si caccia e niente, a questo punto io dico, come atto di carità, se qualcuno può darci una mano con i social o a livello legale, amministrativo, anche a livello burocratico, se qualcuno vuole darci un po' di tempo anche per questo tipo di attività, più di concetto se vogliamo che di manualità, poi sempre valido anche l'appello per i volontari manuali e un ringraziamento infinito ai volontari sempre fedeli, dalla Morino fedele dalla prima ora a tutti quelli che si sono aggiunti in seguito, Gianni, Paolo, Xana, Isa, Anna e tutti i nostri cari volontari, però è molto quelli che parlano alla radio. Claudio, ecco Claudio, in questi giorni vi devo dire una cosa, Claudio tornerà presto, ringraziamo Dio perché Claudio ha avuto un incidente sul lavoro gravissimo, cioè gravissimo, ma più grave di quello che potete immaginare. Diciamo che grazie a Dio con la Madonna di Lourdes che ci ha messo del suo, Claudio tornerà presto a parlare ai nostri microfoni, è il motivo per cui per qualche tempo non l'avete visto, e tornerà perché è veramente una grazia e quindi sono molto contenta di dire che alla fine in mezzo a tutte le cose poi la provvidenza veramente, e quindi grazie anche a Claudio che è il nostro volontario e siamo molto grati e riconoscenti alla Madonna per averlo salvato e averlo fatto veramente resuscitare in una circostanza veramente difficile per un grave incidente sul lavoro. Quindi tornerà presto a parlare a questi microfoni. E quindi Claudio, Massimo che sempre vi parla anche lui per le attività anche molto importanti che fa lui nell'ambito del nostro attivismo per la famiglia e per la vita. Quindi grazie a tutti i nostri volontari, ma grazie anche a quelli che lo diventeranno e io conto veramente che con così che qualcuno si metta la mano sul cuore e decida di dedicare pochissimo tempo del proprio lavoro e delle proprie competenze per darci una mano, a dare una mano ai popoli a casa loro, per aiutarli ad aiutarsi, per costruire insieme la pace, non con i proclami ma con gesti concreti. Per fare questo chiamate l'ufficio tutti i giorni dal lunedì al venerdì, questa settimana non lunedì, però in generale dal lunedì al venerdì, settimana prossima da martedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Parlate con Laura e date la vostra disponibilità ad aiutarci. Quindi ripeto il numero 035 78 20 22. A lei potete chiedere anche come aiutarci per quanto riguarda le donazioni materiali. Anche sul nostro sito internet, anche quello purtroppo non aggiornato, però potete trovare già tante cose che abbiamo fatto, però potrete trovare anche come aiutarci. Adesso vi dobbiamo proprio salutare, perché anzi ringrazio la regia che mi ha lasciato qualche minuto in più, vi ringrazio tantissimo, ringrazio questa radio fantastica che già dal nome dice tutto, Radio Libertà, e veramente la mia parola sia libertà per tutti, libertà e pace, che poi tutto è verità, giustizia, libertà e pace, sono tutti figli della stessa cosa. E quindi buona continuazione, buona Quaresima a tutti. Ciao.
avete